buongiorno Napoli. Leggi, ma proprio l'applauso, fatti arrivare. Ma dice e Radio Camatini fanno sempre canzoni, rinde radio sta città, in questo caso RTC Targato Napoli, la radio che parla dall'equo a te, la radio in televisione, noi siamo in contemporanea con TV Campane con la 4 e con Madonna, che è successa? Mi sono dimenticata. Scusatemi regia, mo mi ricordo, e poi dopo TV Campane, la 4 e RTC Targato Napoli, quindi in collegamento con tutte e tre, giusto? Sì. E poi siamo anche sullo streaming per tutte le persone del nord, del sud, del centro, dell'estero che ci vogliono seguire. Lo streaming è www.tvcampane.com. Camlamma pera per Vigre Quartiere, buongiorno per tutti gli ammalati. Già, ma che si sono di scavata? Ma veramente stiamo facendo? Io in questo momento ho iniziato. Vabbè, alzo la cornetta e poi vi dico troppo Uriest, ok? Perché io stamattina voglio parlare tutto napolitano. Abbiamo preparato tutte le canzoni vecchie, i compagni mi Ciro Regione, perché questa è giornata sui oggi, ho voglio tutta is. Alzo la cornetta e vedo chi mi aspetta. Pronto? Pronto? Buongiorno, devi abbassare il volume del televisore e io parlare in da cornetta, lo telefono. Pronto? Buongiorno, con chi parlo? Ciao, sono Maria da Villaricca. Maria da Villaricca, buongiorno, sta proprio nelle nostre parti. Sì. Magari qualche giorno vienimi a trovare da vicino, così prendiamo un caffè e facciamo un self. Come? Mari, però io calo il volume della televisione, Mari, mi devi fare il piacere di abbassare. Ecco qua, abbassato. Ecco, perché altrimenti le persone da casa non riescono a sentirci bene e poi pure tu non ci capisci niente. Che stai facendo, Mari? Niente, adesso ho finito di fare i servizi. E mi sa fare lavatrice a colorato a bianca? Sì, la bianca. A bianca, vabbè, allora si deve fatta a bianca, non è potuta a via Schmerz. Poi dipende, se ci stanno le camicie... se ci stanno le magliette, la raccomando, metti la via Schmerz perché va a finire capo, si toglie tutto quel profumo di coccolino, causa coccolino tu o fabuloso? No, il coccolino e basta. Coccolino e basta, coccolino è sempre coccolino, infatti. Senti amica mia, cosa posso fare per te questo giorno? Cosa ti posso dedicare? Senti, vorrei fare una dedica a mia mamma Angela. Sì. Con un presto ritorno a casa. Mi associo per tutti gli ospiti dello Stato, ma in particolare per le donne. Allora regia, se gentilmente mi potete procurare la canzone di Natale Galletto con Ida Rendano, Pozzuoli, carcere femminile, che questa la volevo dedicare a mia mamma. che questa è una canzone un sempreverdi sia di Natale Galletto dell'amico Galletto. Sì. Nata, sia numero uno e number one, ti voglio un mondo di bene. E poi anche per quanto riguarda la mia artista Ida Rendano, a ogni cerimonia Ida la canta canzone con Galletta, che prossimamente la rifaremo anche questa. Ci sarà una nuova versione di questa canzone. Dimmi amica Cirino. Sì, mi associo. E a Daniele. Va benissimo. Con un forte abbracciarvi a tutti quanti. Sì. Mamma della mia vita, ciao, un bacio. Sì. Ti voglio bene. Va benissimo. Allora, questa canzone è tutta in dedica per te e anche per tutte le amiche ospite dello Stato. È una bellissima canzone di molti anni fa. Pozzuole carcere femminile, Natale Galletta e Ida Rendano, numeri 1. All'acqua miezza via, rinde lettere sia mia, taccerà la vita mia, ma che vostra nostalgia, rinde pieghe in coscina quando la crema batte. Allora, Idarella, tu mi sei nuova sola sì, questo figlio respira sì, tu parli che rinde suona Gesù. Per tutti gli ospiti dello Stato questa canzone. Sì, rindo cuore per sempre stai
Dincella al mio piccolo uomo che mamma domani si torna a braccia, che pensiero ti venga a trovare. Grazie regia, grazie. Ah, che bella canzone, che bel risveglio, bella, con due grandi artisti della canzone napoletana. 081 0102 352, chiamate in tanti, mandate i vostri sms 347 259 7021. Voi dite, ma la Bonavolta stamattina perché porta questo braccialetto? Perché, senza escludere gli altri partiti che dovete votare, però dovete votare per Elisa Russo, una grande donna, una grande amica contro il femminicidio. Vi raccomando, proprio perché anche io come la Ida Rendano e come tante altre donne usiamo questo braccialetto perché stiamo a difendere un poco, perché gli uomini devono fare gli uomini, ma le donne devono essere anche molto ma molto rispettate, va bene? Quindi votate Elisa Russo, una grande donna. Ieri grande evento organizzato proprio da lei nei pressi di Pianura. C'era Rosario Miraggio in concerto con la partecipazione straordinaria di Ida Rendano. Intanto ringrazio tantissimo la produzione di Rosario Miraggio che è con Alessio, e anche per il mio amico Raffaele Mudis, va bene? Sembra staica, sto momento vedrai. Grazie regia, io alzo la cornetta e vedo chi mi aspetta. Pronto? Pronto? Buongiorno, con chi parlo? Buongiorno, la femmina più bella della radio RPC targato Napoli. Vabbè, tu sei Cristiano Juventino. Oramai tu con me non fai breccia. Ci cagliate pure la voce, ci portate che non mi la gente pensa che io sono scemo, mi faccio scemo per non chiedere la guerra, perché poi la guerra vince sempre. Ne hai capito tu, Cristian? Bravo. Allora, essere buoni non significa essere scemi. No. Guardare l'immagine non significa non litigarsi con le persone, hai capito? Anna Luci, T'ha detto 3-4 cose, se tu sei intelligente mi devi capire. Sì. Noi facciamo le persone per bene perché siamo nati per bene, senza offesa, e abbiamo un bagaglio di esperienza e di tanti ma tanti soldi alle spalle, ma nostri, puliti, che in mano, con i nostri sacrifici. Ma non è che ci mettiamo paura in appiccicato, perché noi non si chiama appiccicare, ci appiccichiamo. Però non litighiamo, sai perché? Perché noi abbiamo un cognome da portare avanti, Bonavolta, e anche RTC Targato Napoli e anche Fratelli Marigliano. Però tu parere, no? Io sono del parere. Sì, hai trovato proprio il pane per niente tu stamattina. Io sono con parere, non dare fastidio a me e non ti rompo fastidio. Bravo. Ti faccio ascicchiare in da casa, ti chiudi in da casa e ti faccio ascicchiare, ti chiudi il tuo frigorifero. No, io sono un tipo che giuro in da casa, mi picchia. Bravo amico mio, hai capito proprio tutto. Hai capito tutto. Come si dice, sangue. E poi ti posso dire una cosa, metti fuori tutto quello che tu hai dentro, perché non c'è niente di male se sei un gay, se sei un bravo ragazzo, se sei uomo, perché oggi è tutto all'ordine del giorno. Io sono una mamma, ho avuto la fortuna di avere 3 figli come me l'ha fatti nascere il Signore, ma se tenevano problema io mica li cacciavo da casa, mi tenevo ugualmente. Posso dire una cosa? Sì, dimmi amore. Delle persone, sì. No? Che dicono, vabbè, io poi se faccio un figlio che nasce ok, io sono, allora ti posso dire una cosa. No, perché io sono un ragazzo che dico, Gesù, come me lo vuoi? Cristian, ti posso dire una cosa. Ascoltami. Come nascono, basta che nascono figli. Io ho fatto una figlia per opera del Virtute dello Spirito Santo, ha 13 anni, si chiama Rosa Bonavolta, ma è figlia, non me ne importa proprio. A che è figlia di, è mia figlia, capito? Guarda, ti sto raccontando le mie cose personali, hai capito? Dimmi amore. E figlio. So che cresce, no che fa. Allora regia, alzatemi un poco volume perché voglio fare il jingle. Questa città. Allora, se una festa vuoi organizzare, la Bonavolta Music dal 1972 nel mondo dello spettacolo, dimmi.
Anna Luci, allora ti faccio dei saluti a te, Grazie. le tue carissime bambine. No, mo so grosse, sanno fatto Ah, grosse. per me, come si dice, i figli per la mamma sono sempre Sono creature. sempre creature, infatti. Senti Cristian, ma ti piacciono i miei occhiali? Anna Luci sono troppo belle, però ci piace a tua perché me la darà uno me la darà. Uno te l'ha dato, te li ha accattato, come te l'ha dato? Me la ci appicciare. Ma tu stamattina non stai buono, non dare, ti stacchiamo. Ti mandiamo una bella canzone. Anna Luci, Sì. chiede una canzone Natale Galletta, una figlia di sposa. Non ti preoccupare, dopo se ce l'abbiamo te la passiamo, va bene? Poi ti saluto a te e a mio fratello che lo sai, no? Non ti preoccupare, Mia mamma, non la ti mia preoccupare. fidanzata Un bacio. E tutti i ragazzi di Scampia. Un bacio a tutti gli amici di Scampia, Regia, dopo magari nel percorso della programmazione facciamo fare un balletto viruletta, perché Va buone, ah. dovete sapere, ciao Cristian, un bacio. Ciao, ciao. Allora, per tutti i miei amici, per tutti i radioascoltatori televisivi che mi seguono, per motivi di lavoro, io il pomeriggio ringraziando di tanto ma tanto work in progress, mi dispiace per quelli là che stanno a casa, e quindi non posso farmi più la mia programmazione, però ho preparato un bello palinsesto. Ieri vi siete divertiti con i miei amici, i due la risata, con Tonino e Giruzzo, mandatemi un po' a fotografie perché voglio parlare un po' stamattina con loro. Tonino e Giruzzo, i miei grandi amici, in esclusiva per la Bonavolta Music. Se volete alle vostre feste il duo La Risata, contattate al 338 9950 688 oppure rete fissa 081 0102 352. O prezzo poco, vi accontentiamo noi, ok? Alzo la cornetta e vedo chi mi aspetta. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, con chi parlo? Rimaneva anonimo, va bene? Vuoi rimanere anonimo? Sì, va bene. No, allora non voglio Sì. parlare. No, non voglio parlare con gli anonimi. Sono Mimmo. Ah, bravo Chiamo da Mimmo. Marano. Mimmo da Marano, ti trovi proprio vicino, Mimmo, stai vicino a noi. Lo so, senti, Dimmi, mi amore. puoi ascoltare qualche canzone della Feltri? Rossella Feltri. Allora, guarda che bella canzone ti faccio ascoltare, Rossella Feltri. C'è una che mi piace molto, che canta con non mi ricordo l'altro cantante.